Per me la lingua corsa è usare che contiene l'anima e lo spirito del suo popolo e corcia che non ha primura. Quando è che avete imparato a fare la corsa? L'ho iniziato a imparare a scuola, ho continuato nel liceo, l'ho perfezionato all'università fino a passare a pes di corso. Faccio che ho perso appena un lato sottanaccio e taravesi che è un oggetto familiare e mi sono iscritto in un parlare appena di un centro, Cortinese, Sopranaccio, o principale di parlare corso, anche se certi in paese mi rimprovano di aver perso su taravese, anche alle volte cerco di 11, ma voilà, ecco, il percorso è questo. Quando la dublate a lingua corsa? Concerti che cursavano, so a bezza parla francese e parlo francese con voce vento per un detto, cantavamo un corso, ma sempre tra di noi parlavamo in francese, alle volte un corso appena, con altri un parlo che corso, con certi amici del paese un parliamo che corso, in città mezzo corso, mezzo francese, con certi che vogliono un parlare corso, e parlo corso anche se elli non so mica cursavano attivi e secondo i soggetti di noi, se è un soggetto più di un quotidiano abbiamo un corso, se è un soggetto più complesso, tanto passiamo più l'estero francese, è strano. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa è ciò che mi face da corso, ciò che mi scrive di già in omologo, ciò che mi scrive in l'universale, ciò che mi face da differente in quel mondo plurale. Certi dirigono che non ha nulla la lingua corsa e che non ha più a nulla imparare. Io penso che più che tutto Dio ha esse la lingua corsa, tanto ciò che lei per me è esse. Ecco. Come dite la bene di la lingua corsa? Penso ad un cuore che il suo popolo è sempre capace di un trasalto e ad un baciare il corso di un corrente di uso destino. Oggi che oggi l'abbiamo provato, la nostra assemblea ha mostrato la nostra voglia comune di fare avanzare cose a livello istituzionale. È vero che ci impittiamo alla Costituzione e alla voglia francese, ma a momento dato siamo maestri di un nostro destino e cioè essere capaci di andare a contro di queste leggi qui se le oppongono a un nostro bene, a un nostro destino a noi. E poi domani un meglio per salvare la lingua, cioè lasciare la paura, cioè lasciare la cascantare e basta parlarla.